Il volto della medaglia con le sue due facce. Mentre tutti si complimentano tra loro per l'ottima organizzazione dopo la visita di Papa Francesco a Re di Puglia, a Gorizia si infiamma la polemica in merito ai 70 profughi afghani e pakistani da ieri ospitati in una tendopoli di primo soccorso. Ilaria Cecot, assessore provinciale al welfare. Lei sta dicendo una cosa assolutamente corretta, infatti diciamo che la presenza del Papa oggi casca in maniera assolutamente puntuale, perché molte delle persone che oggi faranno riverenza davanti al Santo Padre si sono espresse in maniera assolutamente inaccettabile negli scorsi giorni rispetto alla questione dei profughi afghani che sono accampati sull'Isonzo. Ho sentito personalmente sindaci dire e scrivere che avrebbero utilizzato tutti gli strumenti in loro potere in maniera diretta o indiretta, non solo per non accogliere ma anche per impedire soltanto l'arrivo sul proprio territorio di queste persone. Bene, quelle stesse persone che si sono espresse in questo modo oggi baceranno le mani di Papa Francesco. Non so se ridere o se piangere, nel senso mi sembra un paradosso assoluto, anche perché questo Papa ha dato assoluta testimonianza di apertura fin dall'inizio del suo mandato e a prescindere dalla religione. Questi ragazzi accampati sull'Isonzo, sono convinta che per Papa Francesco sono soltanto fratelli, figli di un Dio che si chiama Allah. Sono fratelli come tutti gli altri, e se soltanto sapesse che chi oggi gli bacerà le mani pensa e dice quello che è stato pensato e detto, sono sicura che si rifiuterebbe di essere baciato e riverito da queste persone che dimostrano di avere nessun tipo di fede e nessun tipo di umanità. La cosa incredibile è che seppur questi soggiornavano in riva all'Isonzo da oltre 2 mesi, la notizia è uscita ai primi di settembre. Grazie per la domanda, che io sono venuta a conoscenza della situazione soltanto 2 martedì fa fondamentalmente, quindi 10 giorni fa più o meno. E il giorno dopo, nella serata, il giorno dopo, la mattinata dopo, mi sono immediatamente recata sulle rive dell'Isonzo. Oggi leggiamo, oggi sappiamo che tutti sapevano e nessuno ha fatto nulla. Io l'ho saputo un martedì sera e il mercoledì mattina ero sulle rive dell'Isonzo e ho lanciato l'allarme chiamando prima il Presidente e poi chiaramente comunicando anche la notizia agli organi di stampa, perché parliamoci chiaro, sappiamo tutti che funziona così. Quindi sì, ho dovuto usare gli artigli, ma fino a un certo punto, nel senso devo dare atto di una cosa e ne do atto pubblicamente. Il Presidente Garghetta ha dimostrato una grande sensibilità rispetto a questa tematica e di conseguenza non sono stata mai sola ad affrontare questa questione. C'è stato sicuramente accanto a me il Presidente Garghetta, la mia giunta e anche l'amministrazione di cui faccio parte, in maniera abbastanza trasversale, lasciando da parte le derive insomma leghiste e zottiane. Detto ciò, sì, con le unghie e con i denti, perché secondo me non si è ancora capito che lì c'è una reale emergenza di carattere sanitario, igienico-sanitario. Io voglio dirlo chiaramente, queste persone, ragazzi ben più giovani di me, quindi parliamo dai 20 ai 30 anni, bevono l'acqua del fiume e mangiano pane fatto con farina e acqua dell'Isonzo. Non può essere una condizione sostenibile e in questo caso la politica si è dimostrata per l'ennesima volta, più che la politica, le istituzioni, abbastanza lente, si sono dimostrate abbastanza lente perché si è voluto programmare una soluzione nel momento dell'emergenza. A mio avviso bisognava agire tempestivamente per portare queste persone via dal fiume, in modo che vivessero in una tendopoli dove ci potesse essere dell'acqua potabile e sicuramente delle tende adeguate per ospitare persone, soprattutto in condizioni meteorologiche come quelle che vediamo fuori in questo momento. Dopodiché ci si poteva prendere tutto il tempo necessario per programmare un'accoglienza, diciamo, capillare sul territorio o un sistema d'accoglienza. Questo ci permetterà di prendere tempo, cioè se per perfezionare il piano della prefettura ci vorranno ancora, come sembra, una decina di giorni o una settimana, indifferente, piuttosto che 15, almeno porteremo queste persone via dall'Isonzo, perché ripeto, sono sul gretto di un fiume e a pochi metri c'è una diga. Noi abbiamo avvertito l'amministrazione slovena, l'autorità slovena di non aprire la diga.
ma ovviamente non possiamo confidare che questo succeda sempre. Perché potrebbe succedere esattamente il contrario. Viste le piogge potrebbe succedere esattamente il contrario. Il pericolo reale adesso c'è in effetti. Sì. Senta, ma in tutta questa faccenda il ruolo del prefetto di Gorizia qual è stato? Allora, io tengo a precisare che con il prefetto e con il viceprefetto ho sempre avuto personalmente, ma anche l'amministrazione ha sempre avuto dei rapporti assolutamente cordiali e collaborativi, per cui quello che leggo oggi sul giornale di un attivismo politico eccessivo da parte della provincia sinceramente mi lascia anche abbastanza perplessa, perché siamo sempre stati estremamente disponibili, tanto da renderci disponibili anche a firmare la convenzione con Caritas e Prefettura per aggirare i problemi di carattere burocratico. Mi permetta una battuta, se noi siamo stati troppo interventisti c'è qualcuno che è stato troppo poco interventista e di conseguenza forse questo qualcuno non ha percepito effettivamente la situazione di difficoltà, perché per capire che cosa c'è sull'Isonzo bisogna scendere sull'Isonzo. Io l'ho fatto e quindi conosco i nomi di questi ragazzi, conosco i loro volti e su qualcuno ho anche dei dubbi sul fatto che abbiano 18 anni come c'è scritto su un documento, secondo me c'è qualcuno che è ben più giovane. Patrizia Mauri, consigliere provinciale di SEL. La politica, oltre a fare confusione, non è capace di fare squadra davanti a queste situazioni. Ma io non credo che le cose vadano in questo senso. Penso purtroppo però che quello che sta avvenendo in questi giorni sta dimostrando il fallimento del nostro sistema di accoglienza che fa acqua da tutte le parti e il fallimento della politica, perché quando un sistema e quando la politica non sono in grado di mettere le persone in primo piano vuol dire che non siamo degni di un paese civile. Sta di fatto che Roma, inteso come palazzo, vi ha detto armatevi e partite, nel senso che più di tanto loro non è che si sono sporcati. Ma il problema è vostro, non è nostro, come si dice. Ma io credo che di fronte a questo sistema che non è stato in grado di rispondere, ritengo che invece ci sia stato un ente come la provincia, tra l'altro che sta per essere sciolto, che sta per essere cancellato dalla faccia del nostro sistema istituzionale, che invece sta dimostrando che le soluzioni, se si vuole, si possono trovare, e in questo senso io penso stamattina di dover ringraziare l'assessore Ilaria Cecot e il presidente Enrico Gherghetta per la grande sensibilità invece che hanno dimostrato rispetto ad una situazione che vede 80 persone ormai da un mese e mezzo vivere sul greto di un fiume.